questo mio intervento cercherò di affrontare 3 punti. Il primo è tentare una definizione del concetto di vulnerabilità. Secondo, riflettere sulle cause che hanno portato all'emersione di questo nuovo paradigma e in terzo luogo rifletterò sull'impatto che il paradigma della vulnerabilità sta avendo più o meno consapevolmente nelle riflessioni dei giuristi, soprattutto in ambito privatistico, intendendo non soltanto i cultori del diritto privato, ma anche, per esempio, i cultori del diritto del lavoro. Per quanto riguarda il concetto di vulnerabilità, a me pare particolarmente efficace la definizione che ne dà il Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, secondo il quale la vulnerabilità è uno stato di alta esposizione a rischi e incertezze che la persona deve affrontare pur non avendo una capacità di proteggersi da questi rischi e di queste incertezze e soprattutto non avendo la capacità di far fronte alle conseguenze negative che questi rischi o queste incertezze possono determinare nella sua vita. Perché è importante mettere l'accento sul fatto che qui non ci troviamo soltanto di fronte a una condizione della persona dovuta a sue caratteristiche esistenziali, personali o addirittura limitate a sue caratteristiche relative alla salute, al suo stato di pieno benessere fisiopsichico. Perché se noi mettiamo l'accento soltanto su su questi aspetti, non riusciamo a considerare la dinamica che conduce alla creazione di una situazione di vulnerabilità. Una dinamica che spesso è dovuta a omissioni nella messa in atto di politiche di carattere socio-assistenziali o di politiche del lavoro o di politiche di supporto alle famiglie che appunto rendono le persone meno capaci di affrontare rischi e incertezze perché non sono inserite in una rete familiare, perché non hanno un reddito sufficiente, perché non hanno la possibilità di avere formazione adeguata per affrontare la società che cambia. Quindi la vulnerabilità è innanzitutto un fenomeno di carattere sociale ed è dovuto a questo trasferimento del rischio della collettività verso l'individuo. La collettività si deresponsabilizza e rimette sulle spalle, completamente sulle spalle del singolo individuo, questo onere di affrontare e risolvere incertezze e rischi. Quindi una situazione socio-relazionale che mi pare patentemente in contrasto con la legalità costituzionale e in particolar modo con il dovere di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione. Dunque potremmo dire con uno slogan: la vulnerabilità non è un destino, la vulnerabilità è una condizione che può essere prevenuta ed è una condizione che può essere eliminata. Che cosa può fare il diritto rispetto al contrasto di potenziali situazioni che generino la vulnerabilità? Intanto può prendere atto che è cambiato completamente il rapporto tra diritto e vita materiale. Abbiamo abbandonato una concezione del soggetto astratto per renderci conto che la risposta ai bisogni individuali va calibrata sulle esigenze della singola persona e in relazione al contesto in cui la persona vive. E questo ovviamente si riflette sui meccanismi di risposta in ambito privatistico alle
difficoltà che le persone possono vivere. Meccanismi di risposta che non possono essere più nell'ottica della protezione, ma che devono essere nell'ottica della promozione della persona. Lì gli istituti di incapacitazione nel tempo sono state le uniche risposte che l'ordinamento in ambito privatistico ha dato alle persone che vivevano delle difficoltà. È evidente che questo sia funzionale alla protezione di carattere patrimoniale della persona e sia funzionale soprattutto al controllo della persona. Se noi invece guardiamo all'articolo 12 della Convenzione per i diritti delle persone con disabilità, è il concetto di capacità universale come diritto della persona a realizzare in concreto i propri diritti fondamentali e soprattutto a avere ogni supporto perché questi diritti possano essere esercitati in concreto. Quindi dall'incapacitazione come risposta dell'ordinamento alla capacità universale come diritto, e questo è il percorso che abbiamo fatto. Ed è anche la ragione per la quale ci sono risposte nuove rispetto a problemi sociali che il legislatore non intende affrontare, come da ultimo, per esempio, la circolare del 7 marzo del 2022 dell'INPS, la quale ci dice che anche gli uniti civilmente possono godere dei permessi di cui alla legge 104 del 92 o al congedo straordinario di cui all'articolo 42, quinto comma del decreto legislativo 151 del 2001, ancorché questi permessi vengano richiesti per assistere i parenti del partner dell'unito civilmente, cosa che senza questa circolare sulla carta non sarebbe possibile in quanto l'unione civile non genera il legame di affinità. È una risposta questa della circolare dell'INPS da accogliere assolutamente con pieno favore, che va proprio nell'ottica del contrasto alla vulnerabilità. Creare una rete di supporto familiare è un modo di ricostruire quel welfare familiare che per tante ragioni è andato distrutto. La vulnerabilità sociale, in altri termini, è un ostacolo che impedisce la piena realizzazione della persona. Se è un ostacolo che impedisce la piena realizzazione della persona, va rimossa perché è questo che ci impone l'articolo 3, secondo comma della Costituzione. Ecco una delle tante ragioni per cui leggere la società che ci circonda con le lenti della vulnerabilità può consentire al giurista di avere metodologicamente un altro strumento a disposizione per svolgere pienamente la sua funzione sociale. Grazie.